con Davide Cassani per infondere questa cultura sportiva. Dicevo a Pessotto che non è tanto facile, insomma, rispondere o trovare la soluzione. Soprattutto oggigiorno, perché sai, quando eravamo giovani noi, piccoli noi, il gioco era lo sport, era uscire di casa e trovare un pallone, una bicicletta e di quello era già sport. Adesso le cose sono cambiate ed è per questo che dal momento che sono assolutamente convinto che lo sport sia importante quanto la scuola, perché ti forma, perché ti dà delle regole, perché ti fa capire che comunque per ottenere dei risultati devi impegnarti e soprattutto ti fa capire che in quasi tutti gli sport per ottenere dei risultati devi giocare di squadra. Ecco, sono tutti valori che lo sport te li insegna attraverso un gioco, un divertimento, che poi attraverso la passione può diventare qualcosa di più. Il calcio è nella bufera, gli altri sport insomma così così, il ciclismo mi pare che stia vivendo un momento importante e bello. Anche se anche noi avremmo bisogno di un campione alla Sinner, no? Perché comunque nel ciclismo c'è quello zoccolo duro di persone che seguono il ciclismo perché è comunque uno sport antico ma sempre comunque bello, perché sono cambiate tante cose, ma il senso della fatica rimane. E quindi quando tu vedi una corsa hai l'idea proprio di vedere qualcosa di bello, di appassionante, di faticoso e quindi ti dà la possibilità di apprezzare tutto quello che vedi. Sai, il bello del ciclismo, a proposito di valore, a differenza del calcio e di qualche altro sport, è che anche dal punto di vista di chi lo segue è diverso, perché non c'è un tifo contro, no? Perché un tifoso che tifa per un corridore applaude anche quell'altro, perché c'è la consapevolezza di quello che fanno quegli eroi nello scalare una montagna. A Pessotto ho chiesto se le piace il calcio di adesso, a Cassani chiedo se le piace il ciclismo di adesso. E Pogacar, ho sentito delle dichiarazioni sue bellissime su questo fortissimo corridore. Ma sai, Pogacar è un fenomeno, però vedi, domenica scorsa la Roubaix l'ha vinta Wout van Aert, un corridore che negli ultimi 4 anni arrivava quasi sempre secondo e terzo, coinvolto in diverse cadute, considerato tra virgolette il perdente, è riuscito a vincere la Roubaix. Ecco, è stata una gara bellissima, appassionante, perché ha vinto un corridore che non era il grande favorito, ma comunque negli ultimi anni ha lottato contro la mala sorte, la sfortuna e avversari fortissimi. Quindi il ciclismo di oggi mi piace perché ci sono 4-5 fuoriclasse che rendono le corse molto belle e appassionanti. Qui il 28 chi passa primo? Qui il 28 speriamo che passi Vendrame che corre in casa e secondo me quella tappa l'ha cerchiata di rosso già da diverso tempo. Grazie.